Buonasera da Sicilia 24, le principali notizie. Catania ha confessato il 56enne fermato ai carabinieri per tentato femminicidio. La donna colpita con 12 fendenti davanti a un negozio di Picanello è in gravi condizioni e ricoverata in terapia intensiva. A Palermo, dopo la disposizione di nuove indagini sulla morte di Angelo Onorato, parla Francesca Donato. Mio marito non si è suicidato, qualcuno lo ha ucciso. Salvati nel Mediterraneo 44 migranti, tra cui donne e bambini, rimasti per 5 giorni su una piattaforma petrolifera tra Libia e Tunisia, recuperati dalla nave Sea-Watch e fatti sbarcare a Lampedusa. L'arresto del 16enne guru di Gibilman nel Palermitano, i seguaci erano isolati e manipolati. Claudia Lauria, ex affiliata, racconta di droghe somministrate a loro insaputa e controlli ossessivi. L'ASP di Siracusa attiva il PS Tracking. Il sistema permette agli accompagnatori dei pazienti nel pronto soccorso di seguire in tempo reale il percorso dei propri cari. Calcio, il Catania verso la sfida di lunedì contro il Picerno, tra ballottaggi in mediana e in attacco. Il tecnico Viale, il fine è il risultato. Pareggi che servono a poco in chiave salvezza per Trapani e Siracusa. Il Palermo domani in campo contro l'Avellino al Barbera. Il rosanero serve vincere per inseguire la promozione diretta. Inzaghi ritrova quasi tutti, ma resta il nodo diffidati in vista del Frosinone. Bentrovati, è fermato l'uomo che ha coltellato l'ex moglie. L'uomo ha confessato, la donna colpita da 12 coltellate adesso è ricoverata in terapia intensiva dopo un delicato intervento chirurgico. Orazio Longo. Non avrebbe accettato la volontà della moglie di interrompere la relazione, volontà che quest'ultima gli aveva comunicato durante il periodo in cui lui era detenuto. Con l'accusa di tentato femminicidio e porto illegale di armi o oggetti atti a offendere, è stato fermato e condotto in carcere il 56enne che ha tentato di uccidere l'ex moglie di 51 anni, colpendola con 12 coltellate davanti a un negozio nel rione Picanello a Catania. Durante l'interrogatorio l'uomo ha ammesso le proprie responsabilità. Secondo la ricostruzione della procura, una volta tornato in libertà l'indagato avrebbe preso contezza della volontà della moglie di porre fine al rapporto e, non accettando la decisione, avrebbe minacciato la vittima fino a giungere al tragico epilogo. Poi è scappato, ma la sua fuga è durata poco più di 14 ore. I carabinieri lo hanno fermato nello stesso rione, bloccandolo in piazza Pergolesi. In caserma l'uomo ha sostenuto di aver agito al culmine di una lite per una forte conflittualità familiare e per motivi che riguardano il fatto di vedere la figlia piccola. Ha negato la premeditazione, sostenendo di avere con sé il coltello che solitamente utilizza per raccogliere la verdura. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo a bordo di uno scooter avrebbe raggiunto l'ex moglie in via Villa Glori, dove ci sarebbe stata una discussione che è poi degenerata. La coppia si era separata da 3 anni, mentre l'uomo era in carcere, da dove ne era uscito l'8 marzo. La donna è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Cannizzaro, dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Per la coltellata al cuore è stata trasferita alla clinica Morgagni di Pedara, dove è ricoverata in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva. Sono ancora molti i dubbi sulla morte dell'imprenditore Angelo Onorato. Ai nostri microfoni parla la moglie e dice: ribadisco, mio marito non si è suicidato, qualcuno lo ha ucciso. Marco Gullà. Nei giorni scorsi il GIP ha respinto la richiesta di archiviazione della procura, chiedendo ulteriori indagini sulla morte di Angelo Onorato. L'imprenditore e marito dell'ex eurodeputata Francesca Donato era stato trovato senza vita nel suo SUV con una fascetta da elettricista stretta al collo il 25 maggio 2024. La famiglia non ha mai creduto all'ipotesi di suicidio. Ai nostri microfoni la moglie continua a ribadire che ci sono elementi che portano sempre più alla pista dell'omicidio. Ci sono vari elementi che portano ad escludere categoricamente l'ipotesi di un suicidio, non solo quelli psicologici che dimostrano come non ci fosse alcuna idea suicidaria in lui, il prelievo al bancomat, l'acquisto del pandarancio che è stato trovato accanto al suo cadavere proprio fra i 2 sedili quando è stato ritrovato. Ma c'è un elemento oggettivo che allarga le maglie del caso. Assenza di impronte digitali sulla fascetta che aveva al collo, che quindi non può essersi stretto da solo, in quanto la necessità della pressione per chiuderla avrebbe chiaramente fatto lasciare le sue impronte digitali, mentre chi l'ha fatto al suo posto evidentemente indossava dei guanti. Ma anche lo sportello posteriore destro ritrovato aperto quando lui è stato trovato al posto di guida con la cintura allacciata, peraltro
con la linguetta inserita nello spazio della cintura del passeggero, perché nella sua c'era un fermo metallico che lui utilizzava per non farla suonare, in quanto non aveva l'abitudine di mettere la cintura. Il dubbio se si sia trattato di suicidio o omicidio permane, ma ci sarebbero lacune nelle indagini della procura e della polizia. 44 migranti, tra cui donne e bambini, sono stati salvati dopo aver trascorso 5 giorni su una piattaforma petrolifera abbandonata tra Libia e Tunisia in condizioni estremamente difficili. Dopo il recupero da parte della ONG Sea-Watch, il gruppo è stato trasferito a Lampedusa. Francesco Triolo. Si sono rifugiati per 5 giorni sulla piattaforma di Don tra Libia e Tunisia per sfuggire alla tempesta prima di essere soccorsi e fatti salire a bordo di Aurora, la nave veloce dell'organizzazione umanitaria Sea-Watch. Un'attesa lunga e drammatica trascorsa in condizioni precarie con scarse riserve di acqua e di cibo e senza alcuna assistenza. Adesso i 44 migranti sono sbarcati a Lampedusa, da dove la nave della ONG era partita ieri mattina dopo una segnalazione lanciata da Alarm Phone, la rete che raccoglie le richieste di aiuto nel Mediterraneo. Aurora sta navigando verso nord per portarle al sicuro. Tra i migranti soccorsi ci sono anche donne e bambini, aveva fatto sapere Sea-Watch nelle ore dell'operazione. In un primo momento le autorità italiane avevano indicato Porto Empedocle come porto di sbarco, ma la distanza è stata giudicata incompatibile con il carburante disponibile a bordo. Da qui la richiesta, poi accolta, di attraccare direttamente a Lampedusa. Una volta arrivati sull'isola, i migranti sono stati presi in carico dalle autorità per le prime visite mediche e le procedure di identificazione. Le loro condizioni, segnate da giorni di esposizione alle intemperie e dalla mancanza di beni essenziali, restano al centro dell'attenzione mentre prosegue il monitoraggio delle rotte migratorie nel Mediterraneo centrale, ancora una volta teatro di emergenze e operazioni di soccorso. Si cercano altri 2 ragazzi del quartiere palermitano dell'Arenella per chiarire la violenza sessuale denunciata da una turista americana di 18 anni. La ragazza non ricorda quasi nulla e le chat sul suo cellulare sono state cancellate. Maglio Viola. La violenza sessuale denunciata è il mistero delle chat cancellate. A 2 ore dai fatti che hanno coinvolto una 18enne americana in vacanza a Palermo, non è ancora chiara la dinamica di ciò che è avvenuto nella notte fra mercoledì e giovedì. Gli investigatori della squadra mobile cercano 2 ragazzi abitanti nel quartiere Arenella che avrebbero passato la serata con l'amica della ragazza violentata e che sarebbero arrivati nel B&B delle 2 giovani insieme all'altro ragazzo indiziato per la violenza. La vicenda è complessa e inizia la sera di mercoledì. Le 2 ragazze americane raccontano di aver passato la serata in discoteca. A tarda ora, rientrata in camera, la giovane inizia a chattare su Tinder con un ragazzo appena conosciuto. Alla fine lo invita in camera. Il giovane si presenta con 2 amici che tornano a uscire con la seconda turista americana. I 2 giovani rimasti soli hanno un rapporto sessuale consensuale. Poi il buio. La 18enne si sveglia giovedì mattina piena di lividi e senza ricordare nulla e presenta denuncia, ma qualcuno ha cancellato le chat su Tinder e lei non ricorda di averlo fatto, nonostante sia lei stessa a consegnare il cellulare agli investigatori. Le 2 turiste americane sono adesso ripartite per tornare a casa e gli inquirenti si trovano davanti a un rebus. C'è un vuoto di diverse ore da riempire e in quelle ore sarebbe avvenuta la violenza, ma anche un furto di gioielli, ma il come, il quando e il chi sono ancora nebulosi. Il caso del Santone a capo di una comunità da cui sono stati allontanati 2 bambini sorvegliati a vista andarsene non era facile, racconta una donna palermitana che ha vissuto anni nel gruppo. Lorena Dolci. Consumo di droga, manipolazione psicologica, regole rigide. Era una comunità fortezza quella creata dal sedicente guru Mark Coppicat, Shanti per i seguaci, fermato qualche giorno fa mentre cercava di fuggire da Cefalù dopo l'inchiesta per concorso e maltrattamenti e l'allontanamento di 2 bambini dal gruppo di Gibil Manna, affidati adesso al nonno siciliano. Il racconto è di Claudia Lauria, palermitana, che ha vissuto 7 anni accanto al Santone. A Repubblica ha raccontato il sospetto che ci somministrasse sostanza a nostra insaputa per provocare stati di leggerezza e dare l'impressione di veicolare energia. Il fulcro delle sue predicazioni era una vita naturale, il distacco dalle cose materiali, mentre dall'altra incassava donazioni dagli affiliati, denaro con cui fra l'altro aveva acquistato questo castello in Scozia. È in questa gabbia dorata che ha vissuto anche Claudia. Ricorda l'obbligo di vestire di nero, il lucchetto al telefono, il divieto di lasciare la tenuta, i processi collettivi per ogni
no. Ho dovuto fingermi mansueta per 2 mesi e promettere che sarei tornata. Un gioco di manipolazione e seduzione. Instauravo rapporti con le donne più facoltose, il regime di poligamia, racconta. Negli ultimi mesi il gruppo si era trasferito in questo casolare semideroccato. Qui 2 bambini di 11 e 7 anni non andavano a scuola e non avevano mai visto un pediatra. Erano perfino costretti a fare le ronde di notte. L'ASP di Siracusa ha elaborato un sistema di tracciamento che permette costantemente di tenere aggiornati gli accompagnatori dei pazienti, seguendo in tempo reale l'iter diagnostico e terapeutico nel pronto soccorso. Siamo andati all'Umberto I di Siracusa con Francesco Aloi. Si scrive PS Tracking, si legge innovazione. Nei pronto soccorso del siracusano l'accompagnatore può seguire passo passo il percorso del proprio caro. Lei mi lascia il suo numero di cellulare, io lo carico sulla scheda, gli arriverà un SMS con un codice OTP. Tutto parte da qui. Nel triage si dà il numero di cellulare della persona che si vuole tenere informata. Così, aprendo l'SMS, cliccando sul link e inserendo i dati, si hanno gli aggiornamenti in tempo reale. Il decorso del proprio iter all'interno del pronto soccorso nel rispetto della normativa sulla privacy e avere quindi contezza di tutto quelle prestazioni o di tutte quelle attività che sono eseguite proprio sul paziente. Quindi sono 3 le fasi per attivare il nuovo sistema di PS Tracking, una novità che sta già riscuotendo molto apprezzamento. Abbiamo dei feedback positivi perché permette di evitare l'isolamento del paziente all'interno del pronto soccorso. I problemi comunicativi si sono ridotti notevolmente e l'utenza è davvero contenta di questo nuovo sistema. Un sistema innovativo ideato e sviluppato dall'ASP di Siracusa, adesso replicato anche in altre province. Nell'ASP di Palermo, nell'ASP di Catania, nell'IRCS di Messina e abbiamo in contatto in questi giorni con l'ASP di Enna. Quindi così anche i pazienti sono più tranquilli? Assolutamente sì. Bene, adesso una breve pausa, tra poco. Con la benedizione del vescovo della diocesi Pietro Maria Fragnelli si è chiusa a Trapani la processione dei misteri, una tradizione lunga 4 secoli e che dura, pensate, 24 ore. Sentiamo Laura Spanò. Per la folla di devoti e visitatori è stata la notte più lunga nei riti della Settimana Santa, iniziata ieri alle 14 a Trapani. Come da tradizione per 24 ore la processione dei Sacri Gruppi ha sfilato in suo incedere caratteristico dettato dalle ciaccole e dall'annacata, seguito dai processionanti e dalle bande musicali. Stamane alle 5 ha ripreso il suo cammino per il ritorno nella chiesa del collegio che accoglie i misteri, vista la chiusura temporanea a causa dei lavori in corso della chiesa del Purgatorio. L'uscita e il rientro nella chiesa del collegio segna un ritorno al passato. L'ultima volta in cui la processione ebbe inizio da questa chiesa risale al 5 aprile del 58. Gli stessi gruppi che dopo quasi 70 anni hanno varcato nuovamente quella soglia si sono ritrovati di fronte a una società completamente cambiata. Quella di Trapani è una processione che nonostante i secoli però riesce sempre a rinnovarsi, una processione che in più di 4 secoli scrive ogni anno la storia di questa città, fatta di intere generazioni che in un modo o nell'altro vivono in simbiosi con i misteri. Alla Villa Bellini di Catania si è svolta la 4ª edizione della caccia alle uova di Pasqua, un momento di socialità e di divertimento per mamme e bambini. Orazio Longo. L'appuntamento ormai consueto alla Villa Bellini di Catania per la caccia alle uova di Pasqua, 4ª edizione di un momento di divertimento per i più piccoli e socialità. Un grande percorso all'aria aperta con 30.000 uova colorate nascoste tra viali, aiuole e angoli fioriti, pronte per essere trovate dai bambini fino a un massimo di 10 uova partecipante. Tra queste alcune conterranno premi, mentre la Golden Egg, l'uovo dorato, regalerà una sorpresa speciale. Sono entusiasta, il cestino ce lo siamo già preparati ieri sera e niente, una festa. Oggi niente social,
niente telefoni, ci dedichiamo solo alla caccia. Siamo riusciti a tenere una giornata con questi bambini lontano da social, TV, videogiochi, una bellissima giornata e grazie tanta. Avendo visto questi bambini con quale entusiasmo si sono proiettati, sono affiondati all'inizio dei giochi per trovare queste uova, fa capire quanto sia straordinaria questa iniziativa. Prima ancora di arrivare a Catania, la caccia alle uova è partita da Torino a bordo del treno Sicilia Express, un prologo itinerante, spiega Giovanni Sant'Angelo, a raccontare lo spirito dell'iniziativa, che è quello di portare il gioco creando comunità. La caccia alle uova quest'anno, quarta edizione, ha sempre l'obiettivo, quell'obiettivo che è quello dell'amicizia, quello dello stare insieme all'aria aperta all'interno della nostra bellissima Villa Bellini di Catania, ma soprattutto vivere un momento spensierato anche con i propri genitori, riscoprendo il gioco semplice di una volta, quello che si faceva e che faceva divertire davvero tutti. Parte del ricavato del Curios'Uovo sarà destinato anche quest'anno al reparto di pediatria dell'ospedale Garibaldi di Nesima. Adesso una breve pausa e poi il calcio. Eccoci al calcio, finisce in parità la partita del Trapani con il Monopoli. Sentiamo Franco Cammarasana. Deve accontentarsi del minimo sindacale il Trapani, ovvero un pareggio per 1-1 sul terreno di gioco del Monopoli, dove era sceso in campo con l'intento di ottenere un risultato pieno, l'unico che gli avrebbe consentito, dopo l'ulteriore penalizzazione di 5 punti arrivata in settimana, di continuare a sperare di evitare la retrocessione diretta in Serie D. E per tutto il primo tempo in effetti si è visto un Trapani più determinato e meglio messo in campo rispetto alla gara di Foggia. Già al sesto il portiere Albertazzi deve deviare in angolo un gran destro di Stauciuk. Al 13° ancora Albertazzi deve respingere in angolo un tiro piazzato di Knezovic. Il Monopoli si rende pericoloso solo al 31° su un destro di Calgagni che sfiora il palo destro. La pressione del Trapani viene comunque premiata al 37°. Al quinto angolo per i Granata del primo tempo decide di testa il giovane croato Borna Knezovic sul tiro dalla bandierina di Benedetti. Il Trapani sembra controllare la gara senza patemi, ma al 67° arriva l'1-1. Verticalizzazione di Bettocchio per Scipioni, il cui sinistro si infila dove Galeotti non può arrivare. Reazione Granata quasi assente, ci pensa il solito Galeotti al 77° e al 94° a salvare faccia il risultato su altrettante conclusioni del Monopoli. Il Trapani sull'orlo del baratro è rimasto. Rammarico Siracusa, nonostante la doppietta di Di Paolo, gli azzurri 2 volte in vantaggio vengono fermati sul 3-3 dall'Atalanta Under 23. Domenica prossima a Foggia la gara che può valere una stagione. Marco Petrolito. Tante occasioni, tanto cuore, ma anche troppa ingenuità per il Siracusa. Al decimone finisce 3-3 tra gli azzurri e l'Atalanta Under 23. Una gara spettacolare, ma piena di rimpianti per la squadra di Turati, che doveva vincere ad ogni costo e adesso vede complicarsi ulteriormente la rincorsa ai play-out. A passare per primi al quinto sono i bergamaschi, corner di Panata e colpo di testa vincente di Cassa, lasciato tutto solo in area. La reazione del Siracusa è immediata, al 15° Di Paolo si incunea in area e firma l'1-1 con un preciso sinistro e giro. Passano pochi minuti e Cancellieri su punizione completa la rimonta, 2-1 e De Simone in festa. Prima dell'intervallo occasioni da una parte e dall'altra, con Farroni protagonista di un intervento decisivo sul colpo di testa botta sicura di Levac. In avvio di ripresa, come era accaduto nel primo tempo, arriva il 2-2. Ghislandi ribadisce in rete dopo la risposta di piede di Farroni sulla punizione dal limite di Sissè. Ma al 63° dall'altra parte ancora Di Paolo, il migliore in campo, a riportare avanti il Siracusa sugli sviluppi di una splendida cavalcata di Valente. 3-2 e azzurri che sfiorano anche il colpo del Calpò al 70°, ma la difesa talantina salva miracolosamente sulla linea dopo la conclusione dello scatenato Di Paolo. Gol sbagliato, gol subito. Al 73° Levac, lasciato troppo libero in aria, firma il 3-3. Assalti finali del Siracusa che non producono nulla, con il risultato che non cambia più. Siciliani che raccolgono solo un punto e corsa alla salvezza complicatissima che ora passerà irrimediabilmente per la sfida in programma domenica prossima a Foggia. A distanza di 2 giorni dal match col Picerno, l'allenatore del Catania Viali ha parlato in conferenza stampa. Sicura l'assenza di Forte, in attacco resta vivo il ballottaggio fra Caturano e Lunetta. Marco Carli. Il secondo posto blindato è da confermare col conforto della matematica. Il lavoro in vista dei playoff, ma Viali considera il futuro del Catania legato al presente. Morale, ogni partita vale, a cominciare da quella di lunedì con il Picerno. Giusto sottolineare, come mi ripeto spesso nel prepartita,
che il fine è il risultato. Cioè noi dobbiamo arrivare sia a preparare un finale di campionato importante, ma tramite crescita e risultati. Quindi bisogna stare con le antenne belle dritte, perché è pericoloso e perché comunque l'abitudine, tra virgolette, a non dare il 110% non è una buona cosa. Questo periodo sta servendo anche per conoscere al meglio i giocatori, dice Viali, che poi parla di ballottaggi aumentati. Anche in mediana, dove Quaini, Di Tacchio e Di Noia si giocano 2 maglie, e in attacco, nonostante l'assenza di Forte. La scelta è fra Caturana e Lunetta per tenersi, soprattutto dovesse giocare il secondo, un'opzione in panchina per cambiare la partita. È un momento chiaramente di emergenza in quel reparto. Dovrò fare delle scelte sapendo che una situazione mi dà tanto da una parte e meno dall'altra, e rispetto alla partita che vogliamo impostare deciderò all'ultimo. Catania-Picerno sarà seguita da Telecolor con diretta stadio. Si comincia lunedì alle 14, mezz'ora prima dell'inizio del match. Poi 3 ore live fino alle interviste in anteprima con i protagonisti. Vigilia di campionato per il Palermo, che domani, nel giorno di Pasqua, affronterà l'Avellino al Barbera. Inzaghi ha già in mente l'11 da schierare domani alle 19:30. Marco Gulla. Le ultime curve, poi il rettilineo finale e il traguardo. Pippo Inzaghi le ha etichettate come 6 finali da vincere per provare a centrare l'obiettivo della promozione diretta. La prima sarà domani, nel giorno di Pasqua, alle 19:30 al Barbera, Rosanero contro l'Avellino. Vincere e sperare che Monza e Frosinone non facciano altrettanto. Ogni curva può essere decisiva. Inzaghi ritrova quasi tutta la rosa a disposizione, l'unico assente contro l'Avellino sarà Rui Modesto, out per squalifica. Sul piano tattico si va verso il ritorno al 3-4-2-1 più quadrato rispetto a quello visto a Padova, con i titolari abituali pronti a riprendere il loro posto. C'è però un nodo da sciogliere. 4 difensori, Bani, Magnani, Peda e Beresischi, sono in diffida e nel prossimo turno è in programma lo scontro diretto con il Frosinone. Solito dubbio sulla tre quarti, Leduaron e Jonsen si giocano una maglia. Il francese è leggermente favorito nonostante il norvegese abbia giocato titolare nelle ultime 2 gare. Palumbo e poi Giampalo sono le certezze. Domani al Barbera, nonostante sia Pasqua, ci saranno oltre 27.000 spettatori. Bene, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito, buona serata e anche buona Pasqua.